Le latterie sociali in Friuli, sin dalla fine dell'Ottocento, hanno apportato un notevole miglioramento alle stentate condizioni di vita delle genti dei borghi rurali. Tutto cominciò il 19 settembre 1880 a Collina di Forniavoltri, dove nasce il primo caseificio in Friuli. Sino ad allora il latte veniva ovunque trasformato in casa. A Fagagna, per opera del senatore Gabriele Luigi Pecile, il 25 ottobre 1885 nasce la Latteria Sociale di Fagagna. Allora erano sorti ben 29 caseifici in Friuli, ma la latteria fagagnese fu senza dubbio la più importante del tempo. Fu la prima latteria cooperativa, forse la prima struttura economica a forma cooperativa in Friuli. Il caseificio fagagnese fu tra i più moderni del tempo per attrezzature e forma di gestione. Fu il primo ad applicare il sistema di riscaldamento a fuoco mobile. Mediante la costruzione di 2 ghiacciaie venne aumentata la qualità del burro, anche con la sperimentazione dei fermenti lattici. Applicò per primo la salatura in salamoia, che aumentò il valore dei formaggi grazie all'uniformità del sapore della pasta. Per le innovazioni introdotte e per la qualità del prodotto, fu più volte premiata con medaglia d'oro. Il grande merito della specificità fagagnese va ascritto a 2 gasari, Eno Retosi e Silverio Prandini. L'avventura del formaggio comincia al mattino presto, nella stalla. Le mucche di casa, la bise, la rome, la stele, sono tranquille, mentre le mani esperte mungono il latte, che viene raccolto negli appositi contenitori, gli svasis, sempre pulitissimi e tirati a lucido, e portato quasi subito in latteria, telatarie. Qui il gasaro arriva all'alba e si appresta a compiere i gesti quotidiani: aprire il locale, accendere il fuoco nel braciere che si trova sotto le caldaie. Infatti qui c'è un piccolo tunnel nel quale scorre un carrello azionato da una manovella che sposta il braciere da una caldaia all'altra a seconda della necessità. È questo il fuoco mobile, la grande innovazione della latteria fagagnese delle origini. L'aiutante del casaro, quasi sempre una donna, è una persona di famiglia del socio a cui tocca oggi fare il formaggio e che ha il compito di tenere sempre tutto pulitissimo, gli attrezzi e il locale. Lava accuratamente le tele, gli scanavacis, che serviranno in seguito a raccogliere la pasta del formaggio, ed è sempre pronta ad assistere il casaro per pulire, aiutare, esperta e sollecita. Per dare la tipica forma rotonda al formaggio si usano fasciere di legno di faggio, chiamate talcs, appoggiate su taglieri di legno posti sul banc dal formadi. Tra i lavori del mattino il casaro toglie i talcs e i numeri metallici che hanno datato il formaggio del giorno prima, che viene poi portato in salamoia. Il banco viene lavato e preparato ad accogliere le nuove forme. Il casaro intanto si occupa della spannatura del latte portato in latteria la sera prima e lasciato riposare nelle bacinelle. La panna raccolta verrà unita a quella della mattina e servirà per fare il burro. È tutto pronto per ricevere il latte. Già sulla via si sentono le voci delle donne
che arrivano culis vasis, chiacchierando tra loro. Il casaro le aspetta dietro la bilancia. Il latte viene pesato e la quantità che ognuno porta in latteria è accuratamente segnata sul libretto, il libri dal latte. Questo perché ogni socio della latteria, il giorno del suo turno, prende in carico il latte di tutti i soci, che glielo imprestano per fare il formaggio e il burro, che quel giorno sono solo suoi. Restituirà agli altri questa quantità di latte avuta in prestito, tramite la latteria, con il latte che porterà nei giorni successivi, segnata sul libretto. Ecco, tutte le donne sono arrivate. Il latte viene messo nella caldaia grande. La lavorazione vera e propria inizia con il riscaldamento del latte, che viene portato alla temperatura di 35 gradi, ottimale per l'azione del caglio. Ora si aggiungono i fermenti lattici, il levain dal latte. Raggiunta la temperatura di 35 gradi, si aziona la manovella che sposta il carrello col braciere sotto la caldaia piccola con l'acqua, tenuta sempre calda. Il caglio è una sostanza tratta dallo stomaco del vitello lattante, opportunamente trattato. Si presenta come una polvere biancastra e favorisce la coagulazione del latte. 4 grammi ogni quintale di latte. Il latte riposa per mezz'ora e durante questo tempo avviene la coagulazione. Una volta raggiunta la giusta coagulazione, si iniziano le operazioni di taglio con la lira, chiamata così perché assomiglia proprio allo strumento musicale. Tagliare il latte significa ridurre la cagliata in granellini, piccoli come chicchi di riso, possibilmente in modo uniforme. Prima della cottura si installa sopra la caldaia lo spino, che ha il compito di tenere sempre in movimento la massa ed è azionato da una cinghia mossa da un albero di trasmissione. La cottura è un'operazione che dura 20 minuti e qui il tempo è determinante. Si porta il braciere sotto la caldaia del latte e lo si riscalda fino a 46 gradi. Raggiunta la temperatura desiderata, si toglie il braciere e lo si fa scorrere sotto la caldaia dell'acqua. La lavorazione del latte prosegue con la spinatura fuori fuoco, tenendo sempre agitata la massa. A questo punto si ferma l'agitazione, si toglie lo spino e dopo qualche minuto di riposo, necessario per far depositare la pasta sul fondo della caldaia, inizia la levata della pasta, che avviene utilizzando l'iscanavacis, una per ogni forma. La pressatura. Sistemate le forme, si fa la prima pressatura e ogni mezz'ora le forme saranno girate e ripressate. All'ultimo voltamento, generalmente alla sera, quando la pasta ha preso consistenza, si mettono i numeri datari e il marchio della latteria. Il siero, cioè l'acqua contenuta nel latte e rimasta nella vasca, ricca di sostanze grasse, proteiche, zuccherine e minerali, viene passato nella scrematrice, dove si separa la parte grassa dalla parte magra. La parte magra è liquida e viene mandata in una vasca esterna e distribuita a chi la usa per l'alimentazione dei suini,
i Purcis. Davanti alla vasca del siero, infatti, c'è un vociare di donne che aspettano il Sir, Baban, Ridin e Sdrondenan gli svasis. La parte grassa viene mescolata alla panna di affioramento recuperata la mattina dal latte portato la sera prima e messa nella zangola, pigne, per la burrificazione. L'operazione dura 45 minuti. Il burro pronto viene lavato con l'acqua e panettato, stampato con lo stampo di legno, stamp de spoglie, in diverse misure, 1 chilo, mezzo chilo. Tutta l'attrezzatura viene accuratamente lavata per garantire sempre la massima igiene degli strumenti e del locale, che è pronto per ricominciare tutte le operazioni il giorno dopo. La ricostruzione dell'antica latteria nell'ambito del Museo della Vita Contadina Chiase Cocel di Fagagna rappresenta per noi una precisa volontà di recupero storico e culturale di un passato ricco di grandi insegnamenti. Vuole essere anche un sincero riconoscimento verso coloro che con vero spirito pionieristico hanno favorito non solo un miglioramento alimentare, ma anche una crescita civile e sociale.